Ed ecco, cari amici, dall'esterno della casa di Gemona degli Stimatini, Gemona del Friuli, siamo passati all'interno e il cuore della nostra comunità naturalmente è questa cappella, questa piccola chiesa. Vedete le icone, direi che è bello ricordare proprio padre Paolo Bagattini che ha sistemato la cappella in questo modo, il Santissimo, la lampada, l'icona della Madonna e di Gesù. Qui c'è anche l'altare. Ci sono dei bei fiori sull'altare e poi c'è in alto questo crocifisso. C'è anche l'immagine di Gesù nella sua passione e poi nella sua glorificazione, nella sua gloria. Dall'altra parte, fa pandan con questo quadro, c'è proprio il quadro dei Santi Sposi, Maria e Giuseppe. Ed ecco l'ambone, potete anche vedere che giorno è oggi, 14 febbraio, i santi Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo, patroni d'Europa. Allora, dalla chiesa, dalla cappella della casa degli Stimatini a Gemona, siamo passati qui in refettorio, quindi dalla messa alla mensa. E qui c'è una bellissima vetrata ed troviamo proprio la nostra Fiorella. Ecco, saluta. Forse fratel Quinto. Cosa vuoi dire a Quinto, dai, ai padri che sono stati qui a Gemona? Voglio dire, che stia bene. Ecco, sì, auguri di una buona prosecuzione di questo mese di febbraio e poi anche di tutto il resto, insomma. Oggi c'è una giornata veramente splendida qui da noi, Forse anche... Ecco, facciamo il giro allora. Facci vedere, Fiorella, che cosa hai preparato, che cosa stai cucinando là. Intanto qui c'è la tavola. La tavola. Patate lì. Frico di patate. Ah, bene. Prova a alzare i coperchi. Alziamo i coperchi. Ah, che meraviglia. Ottimo. Ancora fumante. E qui sui fornelli che cosa c'è? Spaghetti aglio e olio. Spaghetti aglio e olio. Benissimo. Grazie Fiorella. Saluti. E qui siamo nel piccolo corridoio che porta dalle nostre camere verso la cappella. Qui abbiamo un piccolo busto del nostro fondatore, San Gaspare Bertoni. E girandomi c'è questa vetrata che ci fa vedere ancora il giardino esterno e naturalmente il panorama di questa giornata così splendida. Ecco, sotto questo quadro ci sono delle belle piante, dei soprammobili e anche da questa parte ci sono delle piante sempre verdi che arricchiscono la bellezza della nostra casa. Vedete per esempio queste piantine che sono state messe proprio qui sul poggiolo, questo fiore così splendido. Un altro angolo con dei soprammobili. C'è anche una piccola statua della Madonna di Lourdes. Una piccola statua della Madonna di Lourdes, ma soprattutto, ecco, c'è padre Luigi che è in arrivo. Ciao Luigi, fai un saluto ai nostri amici, a tutti gli stimatini e a tutti gli amici. Ciao a tutti. Adesso noi piano piano andiamo appunto a pregare, no? San Valentino oggi. Ah, giusto. Ecco, ci avviciniamo. Ecco, dici qualcosa da qui, fai un saluto, dai.
Ciao. Ecco, buona giornata, arrivederci a tutti, saluti, un abbraccio.